Purtroppo, come abbiamo saputo, la notte di festa di ieri si è conclusa con un tragico evento a causa di un incidente. Portiamo nella nostra preghiera il giovane che è deceduto, la sua famiglia, i suoi amici. Così Monsignor Moraglia, patriarca di Venezia, ha voluto ricordare Riccardo Nardin, il ragazzo di appena 28 anni del Cavallino, morto a Venezia proprio dopo i festeggiamenti del Redentore, dopo essere finito contro la Bricola 15 con il suo barchino tra San Giorgio e San Servolo. Un impatto tremendo che ha sbalzato in acqua il ventottenne e probabilmente, dopo aver sbattuto la testa, ha perso i sensi, morendo annegato. Toccanti le parole del prefetto per la famiglia di Riccardo. Il Redentore è anche questo, è pacificazione nel senso di pensare anche a questi eventi che purtroppo sono accaduti. Una tragedia immane questa che ha colpito due comunità ora in lutto. Un grande dispiacere per una vicenda veramente tristissima. Il nostro cordoglio alla famiglia e una preghiera per questo nostro ragazzo, a Riccardo, quindi il nostro pensiero. Un cordoglio unanime cui si stringe anche il sindaco Brugnaro per il tramite del suo delegato per la valorizzazione della gondola. Lo conoscevo di nome, so che ha sempre lavorato, ha sempre studiato sull'acqua, quindi è uno che sapeva il fatto suo. Un minuto di raccoglimento prima di ogni regata domenica a Venezia, dedicato proprio al povero Riccardo, appassionato da sempre di navigazione, al punto da averne fatto anche il suo mestiere. Con un minuto di silenzio e con un alzaremi. Alzaremi! Affidate alla Polizia Locale di Venezia, al reparto natanti e ai Vigili del Fuoco le indagini dell'incidente per capire con accertamenti, rilievi e misurazioni cosa abbia causato la tragica morte di Riccardo.